Il calcio, il campionato di promozione. Domani, domenica 7 dicembre, ad Aragona si gioca il derby Aragona-Gemini, entrambe ai vertici della classifica. Ascoltiamo l'allenatore Carmelo Giordano e il presidente Luigi Monreale. Mister Carmelo Giordano, ci siamo. Domenica la partitissima contro il Gemini. Che valore hanno i 3 punti in palio? Hanno il valore delle altre partite. Sappiamo di incontrare la squadra che per budget, per tradizione, per organizzazione, per la qualità della rosa, dello staff tecnico, del direttore sportivo, questo ragazzo che stiamo tanto. Squadra che alla vigilia batte tutti i pronostici ed è giusto che sia così perché la piazza merita categorie superiori. Noi stiamo vivendo un sogno, è chiaro che abbiamo segmentato questo percorso con sacrificio, con umiltà, dal 18 di agosto che lavoriamo sodo per giocare questo tipo di partite, abbiamo la fortuna di giocarla noi, abbiamo avuto anche un rendimento importante, abbiamo fatto in modo che con questo rendimento il campionato a dicembre sia ancora aperto e questo è un merito che va dato all'Aragona. Una partita che si prepara da sola, si affrontano le 2 migliori formazioni finora del campionato. Come l'avete preparata questo match così importante? L'abbiamo preparata con la stessa concentrazione, con la stessa cura dei particolari. È chiaro che domenica ci deve essere un margine di errore pari a 0 per uscire indenni da questa partita. Non faremo l'errore che abbiamo fatto con l'Akragas, dove forse abbiamo sentito troppo l'impegno e il blasone dell'avversario e non siamo scesi in campo. Siamo ovviamente da quella data ad oggi siamo una squadra più matura, più consapevole dei propri mezzi e penso che i ragazzi disputeranno una grande partita al dispetto e al cospetto di un pubblico numeroso. Spero che sia una bella giornata di sport. Ecco, il fattore campo, il collettivo dell'Aragona può fare la differenza? Questa è una squadra che ha espresso bel calcio sia dentro che fuori, quindi diciamo che non mi piace far passare il messaggio che questa squadra in casa gioca in una maniera e fuori in un'altra maniera. Noi giochiamo ad Aragona, 3 punti valgono 3 come se giocassimo fuori casa, però abbiamo dalla nostra il 12° uomo in campo, avremo domenica il pubblico e le grandi occasioni, quindi è un appuntamento che non vogliamo fallire. Per noi il Gemini rappresenta l'Università del Calcio e noi speriamo di essere in grado di superare questo esame. Cresce l'entusiasmo in casa Aragona per la partitone domenica contro il Gemini qui ad Aragona, in palio punti per la promozione in eccellenza. L'Aragona è pronta? Ma certo, assolutamente sì, i ragazzi si stanno allenando con grandissima intensità, li vedo tutti molto concentrati, molto sul pezzo, sanno dell'importanza della gara di domenica, domani mattina faremo l'allenamento di rifinitura e quindi ci faremo trovare pronti per questo importante impegno. Che partita si aspetta, Presidente? È una partita che è sicuramente aperta a qualsiasi risultato, quindi tutto può succedere. Sono gare che si preparano da sole dal punto di vista mentale, però secondo me la porterà a bordo chi sbaglierà di meno. Quanto sarà importante il fattore campo? Quello sicuramente sì, perché domenica prevediamo il sold out qui al Totorusso, i tifosi sono carichi, come vedete alle mie spalle stasera sono venuti qui ad incoraggiare la squadra e quindi l'Aragona storicamente in casa esprime sempre delle grandissime prestazioni e speriamo di ripeterci anche domenica. Secondo lei cosa può fare la differenza domenica? Probabilmente le giocate dei singoli, noi abbiamo tanta qualità e sono sicuro che domenica questi ragazzi la metteranno tutta in campo. Il suo appello ai tifosi biancoazzurri qual è? Ma intanto quello sicuramente di venire qui e divertirsi, ma questo lo dico anche ai tifosi avversari, perché deve essere una gran bella giornata di sport, a prescindere di quello che sarà il risultato che uscirà dal campo. Quindi ci dobbiamo divertire e dobbiamo gioire ognuno per i propri colori.